Doveva arrivare oggi, ma il volo Palermo-Venezia è stato cancellato. Forse arriverà domani, forse perché girano voci molto fondate che Giuseppe Salvatore Riina, figlio dell'omonimo boss, a Padova non arrivi più. Sembra che abbia delle opportunità in un'altra città del Veneto. Non stiamo a dire quale, altrimenti viene a tutti mal di pancia. Sarebbe la vicina Vicenza, la città o provincia in questione, dove Riina Junior potrebbe essere inserito in un progetto della Caritas diocesana. L'importante sarebbe creare un terreno dove una persona quando arriva si senta accolto al di là della sua storia, dei suoi problemi, e che col vecchio termine di sempre non paghino i figli le colpe dei padri. Questa è valida per tutti, anche per lui. Padova ne sta uscendo male, sottolinea la Ciccarelli, anche se l'ultima parola sulla residenza al nord del giovane pregiudicato spetterà al giudice. Padova sta mancando di un senso di accoglienza verso una persona che potrebbe aver fatto degli errori, ma potrebbe anche aver voglia di cambiare. I piccoli pensieri di piccoli uomini politici possono fare male, ironizza la Presidente. La battaglia da sociale diventa di livello politico, cioè piuttosto deludente. O è la mafia che fa paura al nord? Pare che la mafia sia una cosa che si è mangiata a colazione tutte le mattine da tanti e tanti e tanti anni. Anche al nord? Anche al nord, ma perché no? Non ce ne siamo dimenticati, ma insomma è cultura generale sapere che mafia, camorra e 'ndrangheta sono qui, come c'era la Riviera del Brenta, come c'erano tante altre cose.